Signor Sindaco, dopo la bocciatura del governo, che futuro ci sarà per il porto di Monfalcone? Ma io mi auguro che ci sia un futuro a prescindere da questa legge, anche se questa legge rappresentava così, diciamo, una possibile spinta per il porto di Monfalcone. È chiaro che il porto di Monfalcone deve continuare ad essere organizzato, sistemato e attivato su quello che già possiede. Però quando è arrivata la proposta Unicredit che ci ha fatto capire che poteva essere valorizzato con l'intervento dei privati, chiaramente ci ha dato così una spinta ulteriore. Adesso vediamo cosa succede, vediamo se questa legge è definitivamente sepolta oppure se, come sembra, ci possano essere degli ulteriori spazi di manovra. E vediamo anche se le altre istanze che questa legge non riusciva ad accogliere, quali quelle presentate dalle organizzazioni sindacali, in qualche modo possano essere recuperate anche in quest'ottica. La cosa è certa, non è uno scherzo, non è una cosa da prendere con le molle, no? Perché è una situazione che riapre scenari futuri foschi. Ma quello che dispiace è proprio questo, non riuscire a portare a casa dei provvedimenti che siano compatibili da tutti i punti di vista e che quindi ci aiutino a sfruttare al meglio la nostra specialità. Questo è un punto debole secondo me, questo non va bene, ecco, è apparso già, è già successo in altri settori e noi riteniamo che a livello regionale il presidente della regione avrebbe potuto darsi un po' da fare di più per aiutarci in questa direzione. Io butto benzina sul fuoco rimarcando non siamo in Alto Adige. No, non siamo in Alto Adige, però siamo ai confini del nord-est, quindi siamo in una regione che potrebbe ragionevolmente sperare di essere autorevole e d'avere successo. E noi vogliamo veramente sfruttare queste nostre opportunità, quindi è un peccato non farlo. Sono iniziate le celebrazioni di fondazione del Corpo degli Arditi, avvenuto il 28 luglio 1917 nella Sdricca, in comune di Manzano e a Capriva del Friuli. Dal 2007 ad oggi ogni anno si vuole rendere omaggio a quei valorosi che immolarono la loro vita pur di dare alla madrepatria le terre irredente della Venezia tridentina e Venezia Giulia. A Capriva del Friuli è stato costruito nei pressi della strada regionale 56 un'ara a memoria perenne di questi caduti. Come ogni anno purtroppo non mancano le polemiche da parte di certi ambienti dell'intelligenza locale, la quale mischia e getta fango su questi martiri, paragonandoli alle squadracce fasciste apparse nel nostro paese solo dopo la vittoria mutilata. Gli Arditi sono di fatto i progenitori di tutti i corpi speciali del mondo militare italiano, paracadutisti della Folgore, i Lagunari Serenissimi, i Marò del Battaglione San Marco e il 9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti Colmoschid. Gli Arditi divennero un corpo speciale d'assalto, il loro compito non era più quello di aprire la strada alla fanteria verso le linee nemiche, ma la totale conquista di quest'ultima. Per fare ciò venivano scelti i soldati più temerari, che ricevevano un addestramento molto realistico, con l'uso di granate e munizionamento reale e con lo studio delle tecniche d'assalto e del combattimento corpo a corpo. Gli Arditi furono tra gli artefici dello sfondamento della linea del Piave, che permise nel novembre del 1918 la vittoria finale sugli eserciti austro-ungarici. Una storia d'Italia che nei suoi 150 anni dall'unità nazionale non si deve dimenticare, ma soprattutto non si deve cancellare.